Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi sono nostri graditi ospiti Daniela Campigotto, che è presidente della UIL di Udine, e abbiamo il dottor Lorenzo Veriello, che fa parte della struttura operativa complessa di neurologia dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale, ossia Santa Maria della Misericordia di Udine. Buongiorno a entrambi, grazie per aver accolto il nostro invito a partecipare appunto a questa trasmissione che è bisettimanale, va in onda il martedì e il giovedì sempre alle 13:15. Allora, partiamo dal presupposto dell'appuntamento del 13 marzo, che è praticamente la giornata delle malattie neuromuscolari. Chi mi vuole parlare di questo appuntamento, Daniela o il dottor Veriello? Lascio la parola al dottor Veriello per introdurre. Bene, dottor Veriello. Intanto buongiorno. Buongiorno. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie per averci ospitato. Sì, anche quest'anno ci sarà un convegno dedicato alle malattie neuromuscolari. Si tratta della quarta edizione. Lo scorso anno, purtroppo, a causa della pandemia, non siamo riusciti a realizzarlo. Quest'anno, nonostante non si potrà fare in presenza, abbiamo deciso comunque di non rinunciare a questa giornata. Dicevo, è la quarta giornata, ha due finalità. Ovviamente si tratta di un convegno scientifico rivolto agli operatori sanitari che si occupano di malattie neuromuscolari, ma è un momento anche di incontro con le associazioni dei malati, un momento di confronto, anche perché nell'ultima parte della giornata è prevista una tavola rotonda in cui ci saranno gli interventi di diversi rappresentanti delle associazioni di malati e poi un confronto ovviamente con gli operatori sanitari. Malattie neuromuscolari sono malattie spesso rare, malattie talvolta difficili da diagnosticare, che talvolta portano anche a un ritardo diagnostico. Quindi fare cultura di malattie neuromuscolari è importante perché si assicuri una diagnosi tempestiva ai pazienti e soprattutto un trattamento tempestivo. È per questo che è necessario lavorare in rete con tutte le specializzazioni, le varie specializzazioni, tutte insieme per effettivamente cercare di capire e poi, una volta diagnosticata la malattia, anche trovare una terapia che aiuti. In questo senso mi pare che siano stati fatti dei grandi passi, no? Negli ultimi anni. Sì, le malattie neuromuscolari sono malattie spesso cosiddette multisistemiche, cioè coinvolgono diversi apparati, diversi sistemi e quindi inevitabilmente richiedono il coinvolgimento di diverse figure professionali. Il neurologo, lo pneumologo, il cardiologo, il fisiatra, il fisioterapista, dietista, logopedista. È chiaro che in una patologia in cui sono coinvolte così tante figure, intanto è necessario che ci sia un coordinamento tra queste figure. E due, che si crei una rete tra i professionisti. Noi qui in Friuli già da qualche anno stiamo cercando di portare avanti un progetto che riguarda l'intera regione. La regione qualche anno fa ha istituito una rete regionale per le malattie neuromuscolari che io coordino e che ha la finalità di fare in modo che i professionisti che afferiscono alle aziende principali della regione in qualche modo si coordinino nella gestione di queste malattie, ma interagiscano tra di loro. La nostra è una regione relativamente piccola in cui questo lavoro è, tra virgolette, agevole. Non ci sono tantissime aziende sanitarie, non ci sono tantissime strutture, in particolare ci sono poche neurologie e questo ha, diciamo così, contribuito a favorire l'interazione tra i diversi specialisti e a realizzare anche dei progetti non solo aziendali ma anche regionali. Abbiamo messo a punto nell'ultimo anno ad esempio un percorso diagnostico terapeutico assistenziale regionale per la sclerosi laterale amiotrofica, è in procinto di essere approvato un percorso diagnostico terapeutico assistenziale per le neuropatie dissimmuni croniche e stiamo cercando di lavorare per dei percorsi assistenziali specifici per alcune malattie rare che interessano soprattutto gli adolescenti, i bambini e adolescenti.
Ecco, io a questo punto sentirei anche Daniela Campigotto, proprio per quanto riguarda anche l'importanza delle associazioni nel creare tutto questo insieme per continuare appunto nella ricerca e dare un aiuto effettivamente, no, dal punto di vista dell'assistenza alle persone, ai malati. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. In riferimento a quanto mi ha chiesto, la sezione di Udine ormai da 30 anni che investe diverse delle sue energie, ma anche risorse economiche, in tal senso perché ha sempre creduto che una buona presa in carico del paziente con malattia neuromuscolare permetta un intervento efficace e migliorativo sulla qualità di vita della persona nella sua vita quotidiana, nella gestione della sua vita quotidiana, che entra sempre in relazione con la patologia con cui convive quotidianamente. In tal senso la William è facente parte di questa rete per le malattie neuromuscolari, la SLA, di cui ha parlato il dottor Veriello e di cui è coordinatore, e investe appunto a creare appunto questi percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali, appunto come evidenziava adesso in particolar modo l'ultimo avvio, che è stato anche in parte bloccato dal problema della pandemia, è quello di percorsi per l'età evolutiva, che poi appunto porteranno all'età adulta, perché poi si cresce e si diventa adulti, e quindi avrà una seconda parte. In più la sezione di Udine investe con il fondo Chiandetti, che ha creato un po' più di 2 anni fa, in cui investe delle risorse da destinare alla formazione di figure professionali sanitarie della regione, e per fare appunto dei percorsi di formazione specifici su queste malattie, che come si evidenziava sono malattie rare e non sempre è difficile, non sempre è facile, e quindi è difficile intercettarle in tempo e intervenire in maniera adeguata. Ecco, Daniela, volevo sentire anche le difficoltà che hanno appunto queste persone malate in questo periodo in seguito alla pandemia, quindi ritengo che vadano incontro anche a diverse problematiche, anche se sono in casa, problemi per chi le assiste. Infatti questo abbiamo visto che ha parecchio provato, ha messo a dura prova i nostri soci e le relative famiglie che supportano, perché ovviamente questo virus per patologie come la nostra diventa un rischio molto alto. Proprio perché le problematiche che incontriamo sono appunto sia sul piano respiratorio che sul piano cardiologico, quindi oltre ad avere un impedimento nella mobilità, però per le funzioni appunto vitali per noi sarebbe un rischio parecchio alto. E pertanto siamo ancora in attesa che la Regione definisca i programmi, no? La vaccinazione in Regione appunto delle persone che risiedono a domicilio, perché ancora ad oggi non si riesce ancora a orientarsi in questo senso. Adesso attendiamo anche le indicazioni a livello nazionale, ma speriamo che anche la nostra regione sappia incidere in tal senso e proseguire quanto già iniziato, per mettere sia le persone con malattia neuromuscolare, ma non solo, tutte le persone anche che hanno una disabilità che porta a una gravità se impattano con il Covid,
e i relativi caregiver, perché ovviamente se si dovesse ammalare un caregiver, la persona con disabilità ne E si subirebbe ritrova con grandi problemi, certo, che non riesce a risolvere. Se si ammala un caregiver è difficile trovare un'altra persona che abbia le stesse competenze, no? È come un operatore sanitario, certo, se si certo, ammala ovviamente toglie un certo. servizio alla struttura sanitaria. Siamo quasi in chiusura di trasmissione, vorrei interpellare ancora un attimo il dottor Veriello. Ecco, il futuro per quanto riguarda la ricerca, perché adesso ci sono delle terapie che aiutano i malati, non riescono però a guarire, insomma, con le terapie che ci sono adesso. Il futuro, secondo lei, quale può essere, anche dal punto di vista delle terapie, al di là dell'assistenza, della creazione della rete, del coinvolgimento di tanti professionisti specializzati appunto in vari campi? Devo dire che negli ultimi anni in realtà sono stati approvati diversi farmaci per alcune malattie rare, tra cui anche le malattie neuromuscolari, che stanno cambiando la storia naturale della malattia. Negli ultimi anni sono stati approvati diversi farmaci che stanno in parte cambiando la storia naturale della malattia. È chiaro che non siamo ancora a farmaci in grado di garantire la guarigione, sì, questo è vero, però io sono estremamente fiducioso, anche perché innanzitutto iniziamo ad avere degli strumenti che modificano, rallentano in maniera talvolta significativa la progressione di malattie che spesso erano fatali. Ad esempio pensiamo all'atrofia muscolare spinale di tipo 1 che portava alla morte ai bambini nell'arco di 1 o 2 anni. Adesso abbiamo la possibilità di avere dei bambini che oltre a sopravvivere raggiungono ad esempio delle tappe motorie che prima non erano in grado di raggiungere. Per quanto riguarda gli adulti con una malattia di questo tipo, possiamo rallentare la progressione e quindi mantenere talvolta un certo grado di autonomia, con un beneficio in termini di qualità di vita non da poco. Ovviamente il fatto di avere anche dei farmaci innovativi spinge anche noi clinici a guardare la malattia, a prestare anche molta più attenzione al paziente e quindi anche tutta un'altra serie di aspetti assistenziali che, bisogna essere onesti, negli ultimi anni erano stati sottovalutati. Quindi il nostro obiettivo adesso è sì, utilizzare i farmaci innovativi prima possibile, di qui l'importanza di una diagnosi precoce, ma accanto a questo cercare di prenderci carico del paziente a 360 gradi, sia con l'intervento ovviamente di quelli che sono gli operatori che lavorano in ospedale, ma con gli interventi di tipo assistenziali territoriali. Noi abbiamo adesso il vantaggio che le nostre aziende sono delle aziende uniche, ospedale e territorio, certo, e questo dovrebbe agevolare questo compito. Quindi bisognerà assolutamente ripensare l'assistenza territoriale, pensare a dei progetti che siano in grado di gestire al meglio in generale i pazienti con patologia cronica, tra cui ovviamente ci sono i malati neuromuscolari. Bene, siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Non posso fare altro che ringraziare Daniela Campigotto, che ricordiamo essere presidente della UILDM di Udine, e ringraziare il dottor Lorenzo Veriello, che è coordinatore della rete regionale delle malattie neuromuscolari ed appartiene alla struttura operativa complessa di neurologia della ASU-FC. Grazie per essere stati con noi, grazie ai nostri amici telespettatori e noi con la rubrica Family, Salute e Benessere ci vediamo martedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci.